Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Da lunedì 1 febbraio la nostra regione sarà in zona gialla, ci si potrà dunque muovere per qualsiasi ragione in tutto il Friuli Venezia Giulia e potranno riaprire al pubblico bar e ristoranti fino alle 18. La nostra regione sarà in zona gialla. Da lunedì 1 febbraio ci si potrà muovere per qualsiasi ragione in tutto il Friuli Venezia Giulia e potranno riaprire al pubblico bar e ristoranti fino alle 18. Sono queste le due principali novità della nuova fascia che è stata assegnata alla regione dopo 15 giorni di zona arancione. La prima novità riguarda proprio i locali e gli esercizi che potranno riaprire al pubblico anche a pranzo. Rimane comunque lo stop a servire i tavoli dalle ore 18, poi sarà concesso l'asporto fino alle 22. Poi c'è la questione degli spostamenti, non più consentiti solo all'interno del proprio comune ma anche tra comuni all'interno della regione. In zona gialla riaprono anche i musei ma nei giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì, è quanto stabilito dal nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio. Da lunedì riapriranno anche le scuole superiori in presenza ma solo per una quota di studenti al 75% o al 50%. Zona gialla ma non per tutti, chi dovrà ancora restare chiuso sono palestre, piscine, teatri, cinema e sale giochi. Per questi non è ancora stata definita una data di riapertura, spera invece la montagna. Per il 15 febbraio è prevista la riapertura della stagione invernale. Allora andiamo a sentire i commenti a caldo dei ristoratori dopo la decisione di assegnare al Friuli Venezia Giulia la zona gialla. I pareri sono stati raccolti ieri sera nella trasmissione Screenshot. A livello annuale, che ho rimesso quasi il 70%, in questi 3 mesi qua parliamo anche dell'80%. Per quanto mi riguarda io ho preso a livello di percentuali il 12% di ristori rispetto al fatturato perso. Dunque se mettiamo tutto sulla bilancia la situazione è drammatica. Che cosa chiedete adesso? Voi che cosa aspirate, che cosa chiedete? Dico alla regione. Chiediamo chiarezza innanzitutto, non aprire solo una settimana, poi chiudere una settimana, aprire, perché i costi sono importanti, non siamo in primavera, dunque riscaldare attualmente un locale dopo 15 giorni di chiusura non è facile, non è come aprire la porta di uno chalet con gli amici, devi dare un servizio, devi lavorare, non è facile la situazione. Come diceva il mio collega, siamo soddisfatti a metà perché non si può aprire una settimana, chiudere, aprire, assolutamente assurda cosa qui. Noi confidiamo nella bontà delle persone che ci governa affinché risolva questa situazione lavorando con tutte le precauzioni possibili per poter giustamente sopravvivere in questo momento, dopodiché vedremo cosa succederà. E in zona gialla riaprono anche i musei dal lunedì al venerdì. In particolare ad Aquileia saranno aperte lunedì già le aree archeologiche, la Basilica di Aquileia con il Battistero, il Palazzo Episcopale e l'Infopoint di Promo Turismo FVG potranno accogliere i primi visitatori e la cittadinanza nel pieno rispetto di tutte le norme del distanziamento. Da martedì 2 febbraio apre nuovamente le sue porte anche il Museo Archeologico Nazionale. Dalla settimana successiva tutte le aree, la Basilica e il Museo Archeologico Nazionale saranno aperte dal lunedì al venerdì. La soddisfazione del sindaco Zorino. Da lunedì, dalla prossima settimana, musei, aree archeologiche, aziende di Aquileia sono pronte ad accogliervi in questo magnifico territorio, che è un territorio che ha una grande qualità, quella è un grande lusso, la bassa densità. Vedete alle mie spalle quello che è il nostro paesaggio tipo nel quale sono immerse appunto le grandi eredità che ci hanno lasciato dal passato e che oggi possono essere fruite da tutti i cittadini della regione e che speriamo di poter accogliere a braccia aperte. Logicamente dobbiamo sempre ricordarci di fare tutto con coscienza perché ancora la pandemia non è passata, ma proprio questa possibilità che abbiamo oggi è anche frutto del grande lavoro che hanno fatto le persone, gli individui che da soli hanno rispettato le regole. Quindi nel nome di tutti quelli che hanno rispettato appunto queste restrizioni, che ci hanno messo a dura prova, questa riapertura deve essere una festa con coscienza.
Sarà comunque una zona gialla plus, attesa per la serata o al massimo domani l'ordinanza del Presidente Fedriga con alcune restrizioni. È possibile che vengano introdotte alcune regole come l'obbligo della consumazione delle bevande nei bar solo da seduti dopo le 11 e un numero limitato di clienti all'interno dei negozi. Nel frattempo si infiamma la polemica politica con le opposizioni. E ormai scontro aperto tra il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e le opposizioni. Il governatore in una diretta Facebook nel pomeriggio ha attaccato senza mai citarli Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Parlare male del Friuli Venezia Giulia da chi dovrebbe essere rappresentante seppur di opposizione nel Friuli Venezia Giulia penso non faccia bene alle imprese, ai cittadini di questo territorio, ma l'importante è parlare male perché così magari un po' di fango può andare su Fedriga e sul centrodestra. Questo è il senso di responsabilità che c'è tra alcuni rappresentanti dell'opposizione, del centro-sinistra del Friuli Venezia Giulia. Io penso sia molto sbagliato. Io penso che sia importante fare una riflessione e chiederei, scusatemi questo piccolo sfogo, ma chi si diverte a fare l'opposizione parlando delle zone rosso scuro che non hanno senso sull'incidenza, incominci magari invece a fare una seria pressione perché ci vengano dati i vaccini. A replicare Cristiano Sciaurli, segretario regionale del Partito Democratico. Il vaso ora è colmo, siamo la peggior regione d'Italia per percentuale di contagi e morti e la colpa è sempre di altri. Un giorno devono vergognarsi l'Europa e il governo, il giorno dopo i cittadini indisciplinati o sindaci e medici che chiedono risposte. L'unico che deve vergognarsi, che dovrebbe chiedere scusa, è Fedriga. Noi, prosegue Sciaurli, abbiamo provato ad essere responsabili, a fare proposte, a pensare ai cittadini prima di tutto. Abbiamo visto solo polemiche e propaganda. Lo diciamo chiaro, se ora stiamo peggio della Lombardia è colpa di Fedriga. Critiche anche dal Movimento 5 Stelle. Come sempre Fedriga richiama gli altri alle proprie responsabilità ma non agisce di conseguenza. Il governatore prova a interpretare i dati pro domo sua, ma la realtà spesso è diversa da quello che racconta. Spieghi perché in una casa di riposo in 3 mesi sono morte 82 persone, più della metà di quelle decedute in tutte le strutture durante la prima ondata, e perché in Toscana e in Abruzzo gli studenti delle superiori vanno a scuola dall'11 gennaio e la situazione dei contagi e della pressione sugli ospedali è migliorata. Lunedì riprenderanno le lezioni in presenza negli istituti superiori e così 25 persone tra volontari e polizia locale pattuglieranno le 8 zone di Udine ritenute maggiormente a rischio assembramento. Lunedì tutti a scuola con ingressi scaglionati alle 8 e alle 10 e conseguenti uscite alle 13 e alle 15. Per evitare assembramenti sono stati coinvolti volontari di protezione civile alpini, oltre a forze dell'ordine come carabinieri, polizia di Stato e finanza. Ci saranno all'ingresso dei servizi che partiranno mezz'ora prima, alle 7:30 e alle 9:30, e all'uscita, dal momento dell'uscita fino a 30 minuti successivi, quindi alle 13:30 e alle 15:30. Abbiamo individuato 8 luoghi all'interno della città che riteniamo maggiormente delicati dal punto di vista del pericolo di assembramenti. Penso ad esempio alla stazione, all'autostazione, al terminal studenti, via Renati, via Caccia, via Marco Volpe, via Leledra e il centro studi. Saranno tutti presidiati da almeno un agente di polizia locale con almeno un volontario. Abbiamo calcolato quindi che saranno all'incirca una decina di agenti di polizia locale e 10-15 volontari, quindi quasi 25 persone che ogni turno e ogni giorno lavoreranno per cercare di garantire il rientro in sicurezza a scuola. Adesso rimane l'ultimo nodo, quello dei trasporti, c'è anche la quantità dei mezzi. Sono stati ovviamente aumentati anche i trasporti, in particolare penso alle corriere e ai treni. Ovviamente con l'ingresso scaglionato sono dovuti essere stabiliti delle nuove corse. Il lavoro è partito in realtà a dicembre, quando si pensava che la scuola dovesse ripartire a gennaio, e quindi sono 2 mesi di lavoro veramente molto importante, molto delicato, che ha coinvolto moltissimi enti, ciascuno ovviamente per le proprie competenze. Siamo alla cronaca con una vasta operazione condotta dai Carabinieri e dalla Guardia di Finanza di Udine che ha portato all'arresto di 5 persone, sullo sfondo un inquietante contesto fatto di feste a base di droga e sesso. Una storia di festini a base di sesso e droga, traffico di armi e riciclaggio. E questo è il contesto in cui si è svolta l'operazione condotta dal nucleo investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri e dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Udine, sotto la direzione del sostituto procuratore della Repubblica.
5 gli arresti da parte dei militari dell'Arma in 2 anni di inchiesta. Un'inchiesta che ha preso le mosse da intercettazioni telefoniche che hanno inchiodato come a capo dell'organizzazione un cittadino olandese, la compagna di origine croata, trovato in possesso di 288 dosi di droga tra cocaina e marijuana provenienti dalla Slovenia e anche di 3 pistole. Alla coppia è stata poi contestata l'attività di riciclaggio, in particolare l'olandese aveva reimpiegato il frutto dell'evasione fiscale, circa 600.000 euro mai dichiarati, prelevati in contanti dai propri conti correnti presso un casinò di Venko in Slovenia. L'indagine ha poi portato alla luce un'ingente attività di spaccio che aveva al vertice un uomo il quale, oltre alla cocaina, si interessava di reclutare le persone, in genere giovani donne, da condurre ai festini a base di sesso e droga che si consumavano all'interno dell'abitazione proprio dell'olandese o di altre strutture ricettive della provincia. L'attività criminale era insomma ben ramificata, in manette sono finite anche un ultrasessantenne e un 34enne albanese trovato in possesso di oltre 500 dosi di cocaina, pronte ad essere immesse sulla piazza udinese per soddisfarne le esigenze dei tanti consumatori, circa una trentina, nelle cui case sono scattate le perquisizioni. 2 valanghe di grosse dimensioni si sono staccate a seguito delle abbondanti nevicate lungo la viabilità che collega la Valleresia con Uccea al tratto e quello che culmina con il suggestivo abitato di Sella Carnizza. La strada normalmente viene chiusa sempre in inverno perché è ghiacciata e pericolosa. Quest'anno la sua chiusura è stata decisamente provvidenziale per il distacco dell'enorme valanga. Non c'è solamente neve, dei versanti si sono distaccati anche massi, terra e alberi. Sul posto gli uomini della forestale regionale. Un brindisi ideale in spirito nonino, sia pure da lontano ma con gioia e amicizia, è il motivo ispiratore del videomessaggio che la famiglia dei distillatori friulani Nonino, inventori dell'omonimo premio, insieme ai giurati e alcuni dei già premiati, ha diffuso attraverso il suo sito e social proprio nella data in cui si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di assegnazione dei riconoscimenti posticipata a gennaio 2022. Vista l'emergenza sanitaria che impedisce incontri reali e concreti, ha comunicato la famiglia Nonino, abbiamo unanimemente deciso di posticipare l'evento a sabato 29 gennaio 2022 piuttosto che inevitabilmente impoverirlo nell'incontro virtuale online sempre impari al premio e al suo spirito. Siamo in chiusura, ma vi ricordo gli appuntamenti sportivi di questa sera su Telefriuli a partire dalle 19:20 in diretta la sfida di basket tra Gesteco, Cividale, Antenore, Energia, Padova e poi alle 21:30 appuntamento con F Motore dei motori di Marco Angileri. Grazie per l'attenzione e buona giornata con Telefriuli.